Bentrovati ai nostri telespettatori. Oggi siamo in esterna, in una location particolare. Non ve la svelo subito, andiamo ad incontrare però una persona che è qui con me, Vittoria di Fondazione Cariparo. Ciao Vittoria, come stai? Ciao Alex, bene, Allora, grazie. Vittoria, raccontiamo un attimo cos'è Fondazione Cariparo, cosa fa questa grande fondazione di Padova e Rovigo. Il lavoro della fondazione è fare progetti in diversi e tanti ambiti, cultura, nelle scuole, ci sono i progetti di ricerca scientifica e poi, non ultimo, c'è il sociale, con cui la fondazione cerca di raggiungere le persone, le famiglie con fragilità, con l'obiettivo di, se non risolverne, almeno alleviarne le difficoltà. Qui infatti parliamo di un bando in particolare, il bando Autonomia Più. Ci racconti un attimo di cosa si tratta? Sì, con il bando Autonomia Più la Fondazione ha permesso la realizzazione di esperienze di vita indipendente, autonoma, di persone, giovani, ragazzi con disabilità, e oggi siamo qui per raccontarne una in particolare che già vedrete il nome del progetto Sogno Futuro evoca molte suggestioni. Ma in questo progetto non eravate da soli, c'era un'altra fondazione che vi ha aiutato. È giusto. Fondazione Oggi e Domani è una fondazione di partecipazione che la nostra fondazione ha fortemente desiderato e creato dopo un percorso lungo di condivisione, che si propone di essere un punto di riferimento di fiducia per quelle famiglie che si trovano di fronte a un dilemma, e cioè chi si occuperà dei nostri figli quando non ci saremo più. Il nome che diamo a questa tematica di solito è Dopo di noi, e la Fondazione ha voluto dare una risposta con questo ente, Fondazione Oggi e Domani, che ha affiancato la Fondazione e le realtà selezionate nell'ambito del bando Autonomia Più. Quindi si tratta di una fondazione che si occupa appunto di accompagnare questi ragazzi oggi, ma anche un domani. Andiamo ad incontrare Eleonora di Fondazione Oggi e Domani. Ciao Eleonora, come stai? Benissimo. Forse non lo sai, ma abbiamo appena finito di parlare di te con Vittoria, che ci ha accennato della vostra magnifica fondazione, Fondazione Oggi e Domani. Ma ci racconti un po' meglio tu, che la vivi, di cosa si tratta? Certamente. Fondazione Oggi e Domani è una fondazione di partecipazione costituita da Fondazione Cariparo e 19 famiglie di persone con disabilità del territorio di Padova e di Rovigo. L'ente si è costituito nel giugno del 2022 e da allora affianca le persone con disabilità, le loro famiglie e i caregiver, accompagnandoli verso una maggiore consapevolezza e la progettazione di un dopo di noi. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso degli sportelli di ascolto, degli incontri di divulgazione, di informazione, in collaborazione con le reti territoriali. Ma oggi siamo qui in particolare per un bando dove Fondazione Oggi e Domani ha un ruolo importantissimo, perché voi accompagnate chi ha partecipato al bando durante questo periodo. Ma se detto così magari non si capisce molto. Raccontiamo un po' ai nostri telespettatori esattamente cosa fate voi in questo periodo del bando. Allora, sono 18 gli enti che sono stati finanziati da questo progetto, e sono cooperative sociali, associazioni, fondazioni, imprese sociali, e lavorano in territori molto eterogenei e diversi, perché lavorano nella provincia di Padova e nella provincia di Rovigo in situazioni cittadine e non. E quindi il nostro affiancamento e accompagnamento permette di supportare l'intera rete a creare delle sinergie affinché queste progettualità continuino nel tempo e offrano alle persone con disabilità una continuità abitativa. E quindi durante questo periodo voi li affiancate, loro sostanzialmente facendo questo percorso diventano poi anche loro un po' autonomi, perché ci sarà anche un dopo bando, no? Quindi, assolutamente. ed è importante anche quindi non soltanto essere capaci come educatori magari dentro delle case, in questo caso adesso, oggi ne vedremo una, vedrete che è bellissima, ma anche il fundraising, questo parolone che si dice tanto, cioè raccogliere fondi. Come si fa? Forse anche questo è un ruolo importante. Esattamente, noi come fondazione abbiamo chiesto ai vari enti quali fossero le loro esigenze formative, e
appunto a breve inizieremo un percorso sul fundraising e quindi per far sì che questi enti diventino autonomi alla fine di questo finanziamento. Allora restate con noi, andiamo ad incontrare Cristina che ci racconterà questa bellissima casa. Ciao Cristina. Benvenuto Alex. Grazie. Nel nostro gruppo appartamento Sogno Futuro. Che bello. Andiamo a vedere questo appartamento Sogno Futuro. Prego. Gruppo appartamento Sogno Futuro, già il nome la dice lunga. Cristina, ci racconti un po' di che cosa si tratta? Non è soltanto un appartamento, è molto di più. Direi di no. Allora, Sogno Futuro è un gruppo appartamento per giovani persone con disabilità. È un gruppo appartamento che come cooperativa Progetto Insieme abbiamo fortemente voluto per ragazzi che potessero sperimentarsi in un percorso di autonomia. Della serie, mamma, papà, voglio andare a vivere da solo, piuttosto che fratello, voglio vivere come te, e quindi abbiamo offerto questa possibilità di vivere insieme. Cosa si fa in gruppo appartamento insieme? Si vive, quindi si vive la quotidianità, si potenziano un po' le autonomie, le abilità, se ne scoprono di nuove. Per esempio una delle cose che abbiamo messo in movimento negli ultimi mesi è stato l'orto, che sembra una cosa che in un percorso di autonomia può sembrare di difficile anche realizzazione, invece un po' pensandolo insieme, andando a prendere le piantine, curandole durante la settimana, si arriva anche ad avere dei buoni risultati, quindi dei pomodorini, delle verdure. Quindi in sostanza non è soltanto un appartamento, è proprio una casa dove i ragazzi imparano a vivere la loro quotidianità. In quel caso l'orto, ma andare a fare la spesa, Esatto. cucinare insieme, fanno i turni, si organizzano, hanno le loro camere e sono fuori dal contesto, diciamo, della famiglia, dove quindi cercano di acquisire una loro autonomia. Esatto. Soprattutto hanno la possibilità di scegliere anche cosa voler fare e come farlo. Quindi noi siamo di supporto, li accompagniamo in questa quotidianità. Quindi c'è un giorno alla settimana in cui per esempio si fa il menù della settimana e si stila la lista degli alimenti da andare a prendere al supermercato, si va insieme, quindi si decide io scelgo questo tipo di pasta, questo tipo di sugo, piuttosto che c'è un giorno dedicato alle pulizie di casa come in tutte le famiglie, quindi scegliamo di cambiare le lenzuola piuttosto che pulire il bagno. E il momento della cucina è una cosa importante, bella, sentita, e un desiderio nato da poco tempo è quello di fare tipo una sorta di laboratorio di cucina, che vuol dire imparare anche, non so che tipo di pentola prendere, perché è scontato, però siamo in 4, quanta acqua serve in una pentola, quanta pasta, insomma, quindi aiutiamo anche a imparare questa vita quotidiana. Insomma. Allora, nella quotidianità andiamo a vedere di cosa si tratta. Quindi facciamo un tour per questo appartamento. Ma posso chiederti di farmi accompagnare da Matteo in questo giro? Certo, certo. Chiamiamo Matteo allora. Anzi, ne approfitto per dirti chi sono le persone che Sì. abitano, quindi c'è Matteo, c'è Leng, c'è Mattia e c'è Pervis che oggi non è presente perché è a lavoro, insomma. Allora, con Matteo andiamo a fare un giro dell'appartamento. Eccoci nella tua camera. Allora, come ti trovi in questa struttura? Bene, Bene. bene. E durante il giorno cosa fai? Vado a lavorare, vado a lavorare in un centro diurno qui a Noventa. Però a Noventa. Anche qua ci hanno raccontato che avete le vostre attività, c'è da cucinare, c'è da fare la spesa, c'è da fare le pulizie, sì, e c'è da fare anche l'orto. Tu lo fai l'orto? Io sì, Ah, sì, bene, bene. gli do l'acqua Alle piantine. alle piantine perché Se no crescono, non cresce la verdura. altrimenti non cresce la verdura, ecco sì, Giusto. esatto. Insieme a Mattia, a Sì, Leo. Mattia, Leo e Pervis. Ah, bene, bene, bene.
Allora, sì. lui è uno degli ospiti che sta imparando questo percorso di autonomia e in questa bellissima struttura. Ti trovi bene? Bene, Bene. bene. Allora, andiamo a fare questo piccolo tour dove andiamo a vedere questa struttura. Allora, questa è la tua camera, ok? Esatto, Questo sì. è il tuo letto, il tuo armadio Il mio armadio, sì, sì. e lì c'è il calendario di tutte le cose che devi fare durante la settimana che ti sei segnato. Qui sono i giorni di chiusura dove lavoro, invece, Ah, quando ok. siamo chiusi per le vacanze, sì, quando siamo chiusi. E qui invece sono le cose che fai tutti i giorni. Le quindi faccio tutti i giorni, sì, denti, esatto. viso, la doccia, quando fai il Lavaggio. cambio del pigiama. Cambio lenzuola, lavaggio della camera, lavaggio bagni e cambio anche sì l'accappatoio che anche quello va a lavare. Certo. Sì. Questo è il bagno lungo? No, questo, No, questo è quello corto, dai. Questo è quello piccolo. Quello piccolo. Sì, è quello piccolo, sì. Ok. E invece qui c'è un'altra camera. Di chi è questa camera? Una camera doppia è di Andiamo a Mattia, dove dormono Mattia e Pervis. Ah, qui ci sono invece Mattia e Pervis. Sì, Ok. sì, esatto. Ecco, infatti ci sono le loro foto sull'armadio. E poi cosa c'è? Andiamo a fare un giro. Ah sì, c'è il bagno qui lungo. Questo è il famoso questo è il bagno bagno lungo. quello lungo invece, sì, dove anche qua ci laviamo, ecco, sì. Bene. E qui c'è un'altra camera Camera, ancora invece. sì. Di chi è questa camera? La camera dove dorme Leo. Ah, Leo, questa è la sì, camera di Leo. Ok. sì. Ok. Anche Leo ha il suo letto, il suo armadio e il suo spazio con la sua bacheca, Esatto, con le cose sì, che deve esatto. fare come ce l'hai tu. Matteo, allora questa invece è il soggiorno, Il soggiorno e la e cucina. la cucina, E nel soggiorno sì. incontriamo Leo e Mattia, giusto? Pervis invece è al lavoro. Ok. Qui mangiate. Il tavolo dove mangiamo, Ok. E qui invece... è dove cuciniamo. E cucini anche tu? Cuciniamo, sì. Ah, Sì, bene, bene. sì. Ma sei capace a fare la pasta? Riempire sì, una pentola prima d'acqua, sì. Bravissimo, E lasciarla poi bravissimo. scaldarla, poi dopo ci metti dentro la pasta, sì. Col sugo? Col sugo, sì. Perfetto. Piace anche a me la pasta col sugo. Buona. Sì. C'era una svolta. È il titolo di questa serie di puntate e oggi abbiamo avuto un esempio concreto di quello che fa la Fondazione per il nostro territorio. Esatto Alex, questa è una svolta, ma sono tante le svolte che la Fondazione rende possibili grazie ai numerosi partner che abbiamo sul territorio. Allora invitiamo i nostri telespettatori a seguirci perché ce ne sono delle altre di svolte, ci sono momenti importanti, momenti che vi toccheranno il cuore. Questo, insieme ai partner, è lo scopo e il ruolo della Fondazione Cariparo.